Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Buongiorno e ben trovati a un nuovo appuntamento con Buongiorno 131. Ovviamente non sono da solo, ma facciamo entrare subito Francesco. Buongiorno Fra. Buongiorno a te Luca e buongiorno a tutti coloro che ci stanno seguendo. E abbiamo anche il nostro Roberto Pinna. Ciao Roby. Ciao ragazzi, è un'emozione grandissima essere qui Ma in più diretta per noi. con Più Luca per Di noi. Leonardo. No, più per me che ho voi due. Scusa. No, eh. no, no, è un'emozione pazzesca ragazzi. perché comunque con l'erede giusto, già santificato di Pippo Baudo, essere così in diretta Esatto. con voi è veramente qualcosa Esatto. che tra l'altro sono anche coetanei, Pippo e eravamo. Luca Leonardo. Luca è nato prima, è nato qualche mese Sì, prima. perché lui del è buon di Pippo, marzo, è vero, hai ragione. Esatto. Ancora abbiamo sulla sigla che gasa, grande ragazzi. Beh, ragazzi, ci mancherebbe altro qua, non lasciamo nulla al caso. Perdonatemi un secondo, devo chiudermi la finestra. Così, Ecco, va che bene. c'è così. Perché a una certa età l'arietta poi è un attimo, Luca. È Poi un domani attimo. dice no, torcicollo, non riesco a venire. Poi non Ti lo devi possiamo arrangiare. mandare a Napoli, lo Esatto, sai, ci sono mettono le tanti scuse, tocca problemi. mandare un altro, In realtà è esattamente il contrario. Sto accendere l'aria condizionata perché c'è un caldo fotonico. esagerato e io ero molto Ragazzi. fiducioso in realtà della corrente che si potesse creare qua all'interno di casa mia, invece miseramente esperimento fallito e quindi finestra chiusa e aria condizionata accesa, anche perché ho due fari qui che mi illuminano, che fanno discretamente caldo. Discretamente caldo. Va Però bene, sei molto di bello. cosa parliamo oggi? Di cosa parliamo, oggi Luca? Parliamo di Torres subito. Facciamo i primi 20 minuti, mezz'ora, dove Roby ci illustrerà il cammino presente e futuro della Torres. Poi avremo L'avvenire proprio. l'avvenire. Tipo Mago Telma. Esatto, beh, oggi sì, Non lo oggi so, vediamo se questo è il tuo compito oggi, attenzione. Kinderino di mia figlia a qualche Bellissimo. potere supernaturale ci dirà Kinderino che stagione farà la Esatto, meraviglioso. Questa è la nuova meraviglioso. mascotte. Ovviamente se il signor vuole dare dei soldi noi siamo qua. Esatto, assolutamente. esatto. Poi avremo esatto. Ivan Paone intorno alle 10:40 e poi chiudiamo, perché oggi si è conclusa la prima giornata, anzi ieri sera, di Fanta 131. Ci sono già i calcoli della giornata, quindi andatela a vedere, altrimenti aspettateci ovviamente intorno alle 11 e andiamo a fare il primo resoconto stagionale. Bene, Va bene. bene, quindi questa è un po' il menù di questa giornata. Allora, Roby, iniziamo subito a Vai. gamba tesa, direi, parlando di Torres, perché chiaramente, insomma, qualcuno ha detto l'anno zero con l'arrivo di Michele Pazienza, cambio fondamentalmente importante, perché se ci pensate, la storia tra la Torres e Alfonso Greco inizia quando inizia la storia tra Abinsula e la Torres. Esatto. Quindi era un binomio quasi inscindibile, con 3 anni di Serie C, 1 anno di Serie D, alti e bassi, permettimi, più alti che bassi, anche se poi alla fine Molto più alto, sì. in città spesso
ci si è concentrati soprattutto sui bassi invece che sugli alti. Comunque è arrivato Michele Pazienza, stiamo vedendo anche nelle foto di Alessandro Sanna, queste sono le foto della bella vittoria di sabato pomeriggio al Vannissanna contro il Pontedera. Diciamo un anno zero sia in panchina ma anche a livello di spogliatoio, perché è stata tracciata una linea in qualche modo rispetto al passato. Tanti senatori hanno lasciato Sassari. Per ora, insomma, com'è questo avvicinamento, questo inizio più che altro di stagione con questo cambio importante? Ma sai, c'erano tante curiosità, perché quando fai una rivoluzione neanche troppo silenziosa, o meglio silenziosa nei metodi, ma molto chiacchierata poi nella forma, quando mandi via un allenatore che di fatto si era legato nella sua storia recente alla Torres, quando mandi via dei giocatori che avevano legato gioco forza, un personaggio come Gigi Scotto, il suo nome a quello della Torres, ma anche un attaccante che è vero è stato pochi anni a Sassari, però si è subito fatto amare come Manuel Fischnaller. Quando perdi queste figure, quando perdi anche un veterano come Paolo D'Ametto, che con Abinsula ha fatto un percorso lunghissimo perché è stato con la sua proprietà anche al Latte Dolce negli ultimi anni, e quindi sicuramente fai, volente o nolente, un colpo di spugna a quello che è il carattere di uno spogliatoio. Si è provato a ringiovanire tanto la rosa, anche se poi di Riffa o di Rafa giocano, l'età media si è abbassata ma non così tanto, perché i giovanissimi che ha preso la Torres ancora devono essere in qualche modo inseriti, di fatto sono Bonin e Lunghi, no? I giovani neoarrivati che stanno giocando al momento da titolari. Per il resto la Torres ha richiamato Nunziatini, che non possiamo però definirlo una novità, perché già ha fatto un percorso negli ultimi anni con la Torres, poi è andato sempre in prestito, però ora sembra essere maturato e sta giocando titolare. Sicuramente, sai, quando tu parti con un nuovo progetto è molto importante l'ambiente che crei dall'inizio, perché la Torres ha trovato il Livorno, che è vero che è una squadra che non ha qualità, però è anche vero che è una grande piazza in Coppa Italia, e potevi anche pareggiarla, alla fine invece l'hai vinta. Il Livorno poi una settimana dopo è andato a battere la Ternana. Poi hai trovato il Pontedera, che è vero che è una squadra che non ha tantissima qualità davanti, però ha un centrocampo interessante. Su tutti c'è Riccardo Ladinetti, che i tifosi del Cagliari si ricorderanno molto bene, no? Che fa il regista in Toscana. È una squadra molto compatta, allenata molto bene da Minicini, che è un grande allenatore, e la Torres ha vinto con una partita forte, molto bella nel primo tempo, molto di sofferenza nella ripresa, però meritandola. E quando metti queste basi è più facile poi iniziare un capitolo nuovo, perché è stata molto difficile però per partire ad Indica. Io credo che è un campionato molto strano quello di quest'anno, quello di Serie C, dove manca forse l'ammazza campionato, anche se Arezzo e Ascoli hanno fatto due grandi squadre. L'Arezzo lo sta subito dimostrando dall'inizio, c'è l'ex anche Torres Valera all'Arezzo, mentre all'Ascoli c'è l'ex Ghiebre, che Ghiebre è, secondo me, per distacco il miglior esterno mancino di tutta la Serie C, al di là del girone B è proprio l'esterno mancino più forte di tutta la Serie C, e quindi comunque parliamo di due grandi squadre. Proprio il resto è molto livellato. La Torres è la classica annata dove se vai sugli ali di entusiasmo puoi fare molto bene, dove però se al contrario qualcosa non funziona durante la stagione rischi di deludere molto le aspettative, quindi c'è veramente tanta curiosità per capire quella che sarà la stagione. Roby, ti giro due domande. Vai, Da quando parte vuoi. nostra, la prima di Andrea, che chiede: sarà l'anno della promozione per la Torres? Ma sai, nel calcio non si può mai dire, però è anche vero che l'anno della promozione per la Torres poteva essere gli anni scorsi, soprattutto l'anno scorso, perché la Torres l'anno scorso aveva tutte le carte in regola per poter essere la squadra più forte del girone, e ha avuto troppi alti e bassi, perché è stata una squadra molto forte, perché è arrivata terza in determinati periodi, poi ha avuto dei blackout prima di Natale, poi in primavera. Sono bastati di fatto 8 partite di blackout, 4 prima di Natale e 4 in primavera, per perdere definitivamente, no, la rincorsa all'Entella, che senza magari la qualità che poteva avere il Cesena l'anno prima, no, che è andato in B dominando il campionato e poi in B ha fatto subito benissimo. Vedremo l'Entella cosa farà. Comunque una squadra molto compatta, molto arcigna, secondo me potrebbe fare bene anche in B. Ha preso un grande allenatore come Chiappella, che lo voleva Torres, uno degli allenatori giovani più interessanti sicuramente del panorama italiano.
Quindi secondo me questo è più l'anno di porre delle basi per la Torres, però poi mai dire mai, perché il campionato non ha nessuna retrocessa, è la prima volta per la Torres da quando è in C che non si ritrova nessuna retrocessa dalla B, è un campionato dove ci sono 8 squadre neopromosse, e qualcosa vorrà dire, è anche vero che ci sono piazze come Ravenna, come Livorno, come San Benedettese che sono finte neopromosse, perché poi vai a giocare a San Benedetto del Tronto con Infatti. 6.800 abbonati, o a Livorno per la caratura che è Livorno nel calcio italiano, e lo stesso potremmo dire per Ravenna, non tanto a livello di piazza, che comunque ha la sua storia, però a livello di soldi. Ravenna è una delle squadre più ricche del girone, e quindi ci sono tante curiosità. Poi sai, è un girone strano perché la Ternana, che dovrebbe essere la squadra più forte, in teoria ha 1000 problemi, quindi l'imprevedibilità sarà fondamentale. Questo è il classico campionato che lo vince la squadra più costante. La Torres non è mai stata, ecco, con Greco una squadra sempre costante, è stata una squadra di picchi, di folate. Vedremo se Pazienza, da metronomo, di fatto comunque il ruolo era anche abbastanza simile a quello di Alfonso Greco da giocatore, però riuscirà a dare un pochino più di rapporto, di continuità a questa Torres. Un'altra domanda di FAC dice: piccola curiosità, come sono allo stato attuale i rapporti tra le due società, Cagliari e Torres? Segni o possibilità di sinergie in grado di portare beneficio al calcio sardo? Ma sai, sinergie non lo so, i rapporti sono molto buoni, ne ha parlato anche Udassi, no? Il Giulini. presidente Stefano Udassi, e anche lo stesso Giulini, esatto, un'intervista A fare Carboni. alla Nuova Sardegna. Ne hanno parlato i due presidenti nelle ultime, di fatto, uscite pubbliche, perché Udassi nella presentazione della nuova stagione alla domanda proprio su Michele Carboni ha risposto in un modo, e Giulini alla stessa domanda più o meno ha risposto in un altro modo. Le due società hanno avuto questo scambio con Michele Carboni, comprato dalla Torres direttamente dal Cagliari, anche se quel giocatore in quel momento stava giocando in prestito alla Ternana. Io credo che siano due società di lunghe prospettive, non di piccole prospettive, e sappiano che in un contesto come quello regionale ha molto senso che se un giovane deve maturare in un contesto che sia quello di casa, tra virgolette, sia giusto e utile per entrambe avere un rapporto che non deve essere per forza una sinergia, ma di reciproco rispetto, in cui i giocatori possono avere un percorso funzionale che sia dalla Torres verso il Cagliari o dal Cagliari verso la Torres. Hai parlato di Pazienza, Roby, Sì. chiaramente diciamo prima, se non il principale elemento di continuità rispetto al recente passato. Ti chiedo un parere anche non tanto sulle capacità di tecnico, perché ovviamente dopo un mese e mezzo, 2 mesi neanche, è impensabile dare un giudizio da quel punto di vista, però mi è sembrato anche da questo punto di vista proprio un personaggio completamente diverso rispetto ad Alfonso Greco, anche nei modi, anche di insomma come si pone e quant'altro. Hanno in comune di essere molto pacati davanti a una telecamera entrambi, Greco ancora di più, è proprio difficile a volte al mister togliere fuori le parole, però Pazienza parla molto di più in campo, urla molto di più, si fa sentire molto di più, è un approccio diverso, no? Nel vivere la gara. Pazienza mi dà sempre l'impressione di quegli attori americani che vanno piano nei film horror, però poi ti raggiungono in un modo o nell'altro, quell'impressione lì, cioè non ha bisogno del proclama o della frase a effetto, non ne ha mai utilizzato fin qui, però poi ha sempre pesato talmente bene le parole che incredibilmente Francesco, che segue da tanti anni la Serie C, ha seguito per tanti anni, anche prima ancora che io entrassi in 31 la Torres, i campionati anche più difficoltosi di Serie D per i rossoblù, sa quanto è difficile entrare nel cuore dei sassaresi, perché comunque è una piazza molto umorale, dove basta una partita per essere amato, ma poi basta mezza partita fatta male per essere odiato per lungo tempo, e Pazienza da subito è riuscito a ritagliarsi un posto al momento. È molto facile perché siamo all'inizio, però al momento è molto apprezzato dalla piazza, che è un qualcosa sempre importante a Sassari, perché comunque sia è un ambiente che condiziona tanto la stabilità, l'equilibrio della rosa, la stabilità, l'equilibrio poi del gioco anche in campo, perché in Serie C negli ultimi anni purtroppo, mi verrebbe da dire, sono davvero pochi gli stadi con un tifo caldo che si fa sentire. Sassari è sempre stata una di queste, e Pazienza è molto molto amato, tant'è vero che alla lettura delle formazioni è stato, insieme ad Antonino Musso, il più applaudito. Prima di parlare dei singoli, restiamo un po' sull'allenatore e su quello che
può dare proprio anche a livello di gioco tattico, non soltanto direi a livello tattico, poi in generale, cioè comunque è un allenatore, come hai detto prima, che ha avuto la sua carriera da calciatore di altissimo livello, cioè ha giocato alla Juve, ha giocato al Napoli, ha giocato insomma in tante piazze importanti, ma ha anche allenato in piazze difficili, perché ha allenato Benevento, ha allenato Avellino, ha allenato a Cerignola, ha avuto la possibilità di forse anche sbagliare e poter crescere. Ecco, arriva ora in un momento Sì, in anche cui se poi è stato nel momento, la voce Cerignola, non ce ne vogliano, ovviamente Cerignola non ha questa grandissima tradizione infinita, però è arrivato lui nel momento in cui volevano fare il salto, che comunque, sai, quando spendi le pressioni ci sono sempre, anche se non hai il blasone di altre piazze della regione più famose. E poi a però, Cerignola c'è un bel ambientino. assolutamente. Quindi... Ecco, quindi cosa può dare secondo te in più rispetto anche a Greco? Ma Perché sai, a chiaramente livello... la scelta di discontinuità arriva per quello, per fare qualcosa magari di più. Sai, mi sembra, poi è chiaro, è presto perché siamo al 26 agosto, mi sembra un pochino più sergente di Alfonso Greco. Alfonso Greco è sempre stato un gestore nel rapporto, soprattutto con i veterani, no? Dare un po', allargare un po' la manica del permesso all'interno dello spogliatoio per avere tutti dalla stessa parte. Questo ha funzionato molto bene l'anno della salvezza, tant'è vero che quando la Torres ha provato a cambiare, no? Esonerandolo e chiamando Sottili, e quindi chiamando un martello come Sottili, ha un po' perso lo spogliatoio, poi è tornato Greco e la Torres, grazie a lui, ha trovato la salvezza. L'anno dopo, l'anno migliore della Torres nella sua storia, secondo posto alle spalle del Cesena, una Torres che sogna di stare in vetta di fatto fino a gennaio, va a dicembre al Manuzzi e fa una grande prova contro il Cesena, un pareggio col Cesena, tutti convinti che se la giocheranno fino alla fine per la promozione in B, anche un po' scontenti, visto che il Cesena aveva 6 anni che cercava di salire e ogni anno trovava una squadra a mettergli i bastoni tra le ruote. Detto questo, Pazienza mi sembra un pochino più sergente, cioè si vede anche nel rapporto che ha con i giocatori, se poco alzi il dito, se lui non è d'accordo il dito te lo pesta. Ed è importante questo perché comunque si ha molti giovani e ha dei veterani atipici, cioè ha dei veterani che possono essere Zecca, che possono essere Giorico, escluso Antonelli, che magari poi ne parliamo e facciamo un discorso a parte, ha tutti i veterani che sanno essere leader senza dover parlare troppo, ok? Questo comunque sia è importante perché è importante avere un allenatore che è anche sergente, perché magari manca, no, in campo quello che un minimo sa usare le parole al momento giusto. Stavolta la Torre sembra avercelo in panchina. Per adesso sembra esserci anche una bella amalgama e non era scontato, perché quando cambi tanto e ti tieni, no, alcuni veterani mandandone via altri, è anche possibile che lo spogliatoio un po' si divida, e invece la Torre è riuscita a ricompattarsi bene. Ti dico, per come era finita la scorsa stagione, con il 7-1 subito a Caravaggio dall'Atalanta, i malumori, i fischi, la contestazione nell'ultima partita prima di salutare il proprio pubblico, è già tanta roba. Sì, posso effettivamente. chiederti su questo, Vai. scusa perché ne approfitto Prego, sul prego. discorso ambientale, ovvero visto quello che era successo lo scorso anno, ti chiedo Roby, quali sono le aspettative dell'ambiente? Comunque è un ambiente che la Torres è seguita sia in casa sia soprattutto in trasferta, come hai detto bene tu, non è facile trovare delle tifoserie che in Serie C vadano anche a seguito della propria squadra. L'ambiente cosa si aspetta, visto anche questo cambio che hai detto tu dei giovani, cambia allenatore, come è finita lo scorso anno, 2 anni fa hai ricordato la sfida con il Cesena, quest'anno è un anno reset oppure effettivamente c'è la possibilità, oppure i tifosi si aspettano comunque almeno una lotta per salire, almeno per i playoff? No, beh, guarda, chi conosce Sassari sa bene che il tifoso sassarese si aspetta solo una cosa, cioè salire in Serie B, perché è così. Cioè, il sassarese pensava di dover salire in Serie B anche quando faticava a salvarsi in D, perché quando tu insegui 122 anni, una chimera al momento, no? Come la Serie B, è normale che l'obiettivo sia sempre quello, è anche giusto secondo me, che l'obiettivo resti sempre quello, anche quelli. Il calcio è strano, magari è l'anno in cui te lo aspetti meno, è l'anno in cui riesci a fare l'impresa. Detto questo, io sono anche curioso da sassarese, da giornalista sassarese,
una volta che la Torres ci andrà in B, secondo me è un po' come Fra, che è un amante della musica del folklore sassarese. Sapete che Sassari, È vero, per Luca soprattutto, no? Ha un florido panorama di musica sassarese, folcloristica, dove c'è sempre questa malinconia del raggiungere una cosa e poi non essere soddisfatti di quella cosa. Io vi dico da sassarese che la Torres, quando andrà in B, perderà un po' del suo fascino per esserci andata, perché ma Il era carattere meglio- romantico della era speranza. meglio la C. no, ma non lo so se era meglio che, però è che hai perso sta roba che per E 122 adesso anni cosa non ci sei mai inseguo? andato. E adesso cosa inseguo? Bravo, Questa- secondo me è proprio questa tipico del perenne sassarese. insoddisfazione, possiamo dire Esatto, così. esatto, c'è poi anche tipo, la canzone dell'abbonamento, no? Della campagna abbonamenti quest'anno, la Torres è un amore sincero, che vuol dire un amore sincero, ovviamente si capisce, ed è una storia d'amore che però poi si spegne, finisce, ma lui continua ad amare quella donna. E quindi in totale, secondo me, proprio è perfetta per il clima che di base c'è a Sassari. Quindi per risponderti, il tifoso sassarese si aspetta sempre che la squadra lotti per andare in Serie B. Di fatto, secondo me, guardando alle gerarchie che ci possono essere nel campionato, la Torres è una squadra da quarto, quinto, sesto posto. Vedi, infatti c'è Cagliari Club Vikings Danmark che dice: chi secondo voi ha le carte in regola per la promozione in Serie B? Beh, Ma guardando dopo la un rosa, partito- la Ternana è la più No. forte, però ha molti problemi. Ha molti problemi, si è iscritta per il rotto della cuffia, ci sono dei problemi societari, vedremo se li risolveranno in corso, perché comunque si fa tanta polemica in Serie C, ma anche in Serie D, sul non aprire all'iscrizione delle società che non dimostrano alcuni determinati parametri, e poi io vedo squadre come la Ternana, e non voglio fare polemica, però vedo anche una squadra come l'Olbia in D, che sono iscritte. Sinceramente, se vuoi chiudere un attimino le maglie e fare un qualcosa di serio, fatico a capire come mai una squadra in Serie D può iscriversi con 2 milioni di debito e nessun progetto, due settimane di allenamenti prima di presentarsi alla prima uscita che ci sarà domenica in Coppa Italia contro l'Unipomezia in trasferta. Lo stesso vale per la Ternana, come per tantissime altre l'anno scorso. Cioè, l'anno scorso il Girone C ha avuto 2 squadre iscritte che sono morte dopo 2 mesi, quindi sai, Viene da non lo pensare so. al Taranto, ad esempio. Sì, assolutamente Perché sì. non avevo- E quindi in generale vedremo un po' come va. Quindi Ternana in teoria sulla carta la rosa più forte, poi secondo me le due favorite sono Ascoli e Arezzo. Attenzione anche a una squadra che negli ultimi anni ha costruito tanto e bene come la Vispesaro, c'è il Gubbio che è una squadra interessante, e poi come sempre ci ha insegnato la Serie C, almeno una o due sorprese nelle prime 10 ci saranno. Perfetto. C'è il commento un po' amaro di Alessandro che dice: la Serie B per la Torres è come l'Europa per il Cagliari, sono Ma il Cagliari c'è sogni, stato in Europa, è diverso. però al momento attuale ci è andata Sì, più al momento vicino la attuale Torres può essere alla Serie simile, B sì. rispetto al Cagliari all'Europa, cioè, perché poi bisogna anche Nettamente, saper direi. analizzare no, Sì, in sì, generale certo, un po' certo. l'ambiente. No, Robby, prima di cambiare argomento, perché così poi iniziamo a introdurre anche il discorso Cagliari, perché chiaramente c'è tanta carne al fuoco anche oggi. Due cose. La prima un po' sui singoli della Torres. Iniziamo da uno dei sopravvissuti, mi viene da dire, alla scorsa stagione, come Giacomo Zecca, che forse l'anno scorso ha avuto una stagione a livello di rendimento un po' inferiore rispetto alle aspettative, tanti problemi anche a livello fisico, magari di tattica, magari. E invece quest'anno cioè al momento è il giocatore più in forma, mi sembra di poter dire, di chi c'era prima. Mentre tra i nuovi, parlaci un po' di Musso e Lunghi, soprattutto, ti direi che sono i due giocatori forse più negli occhi, ecco, dei tifosi rossoblù. Ma partiamo da Zecca. Zecca, se sta bene, chi lo ha visto giocare si rende conto che è un giocatore della Serie B, perché Giacomo Zecca, quando fisicamente integro, è un giocatore che ha un passo diverso, e infatti ha fatto un partitone sabato, lo aveva già fatto in Coppa Italia contro il Livorno. Il problema per lui è che raramente in carriera ha chiuso una stagione senza troppi problemi fisici. Gli è successo 2 anni fa con la Torres, e infatti ha spaccato, no, per gran parte della prima parte di campionato la fascia destra, perché quando riesce a strappare palla al piede non lo prende nessuno. Si è calato molto bene in questa parte di leader, e devo essere sincero, anche un po' mi ha sorpreso, perché lui è uno molto pacato, molto di poche parole ma buone, molto sereno, molto per le sue anche,
e invece in campo l'ho visto dialogare un po' di più, l'ho visto venire, no? Anche in qualche modo a, non dico redarguire, però consigliare il compagno e provare a dettare anche delle trame di gioco, non solo a proporsi lui negli ultimi metri. È un giocatore molto, molto freddo anche negli inserimenti, quindi sa anche segnare, oltre che servire l'assist. Se sta bene tutto l'anno è la vera carta in più della Torres, secondo me, al di là poi di quelli che sono i giocatori forti arrivati in questa sessione di mercato, però lui ha un qualcosa in più sicuramente tra i vecchi. Prima di andare ai nuovi faccio un passaggio anche velocissimo su Nicolò Antonelli, contestato, fischiato durante la presentazione, fischiato anche alla lettura delle formazioni sabato prima della partita contro Livorno. Ha risposto con una partita allucinante, perché non ha fatto veramente passare nessuno, ma che Antonelli sia forte io credo che non lo scopriamo né sabato scorso, né 2 stagioni fa, né 3 stagioni fa. È uno dei migliori centrali della C. L'anno scorso ha sbagliato, ha gestito, per me, male quello che è l'extracampo, che a Sassari conta molto, ma un po' in tutte le piazze, perché se c'è una cosa che i tifosi non ti permettono è un pochino, no? Certo. La supponenza extracampo. Però lui ha una supponenza in campo invece che è molto, cioè che aiuta molto, quindi deve riuscire, secondo me, a ricucire. È facile, basta a volte una chiacchierata con il tifo organizzato per trovare un'amalgama, perché è l'unica nota dolente a livello di rapporti di un inizio molto invece armonico per la Torres. Vedremo, perché comunque in campo Nicolò Antonelli secondo me è fondamentale per una difesa secondo me forte, perché Fabriani, Antonelli e Mercadante sono un'ultima difesa. Poi in panchina ci sono Biagetti, che è un prospetto per chi segue il calcio giovanile, che è arrivato dalla Fiorentina, molto interessante, e Stivanello, che era uno dei giovani più interessanti fino a qualche anno fa del calcio giovanile, poi si è rotto il crociato, però vedremo se recupererà in tempo. E poi comunque c'è sempre quella vecchia volpona di Riccardo Idda, amico di Francesco Aresu, che comunque sia, fa bene quando chiamato in causa. Per arrivare ai nuovi e chiudere l'argomento Amico Torres, perché di Alghero, giusto? Cioè, non vorrei che poi qualcuno perché pensasse. siete conterranei. In qualche modo. No, allora, i nuovi. Antonino Musso è già un idolo. C'era prima il commento di Gianluca Brundo che diceva chi è più divo tra Bradley Cooper e Antonino Musso. Sicuramente Antonino Musso al momento. A me ricorda un po' quanto è bello Gennaro Trovianiello, Antonino Musso. Questo è solo per gli amanti del calcio di B o C. Però Antonio Musso è bello, ma è anche molto utile a questa Torres, fa tante sponde, è un grande attaccante. Mi sarebbe piaciuto vederlo con Manuel Fischnaller, ve lo dico, perché è un attacco che sarebbe completato benissimo, uno a fare fatica e lotta e l'altro ad essere molto molto abile negli ultimi metri, poi entrambi molto bravi in area di rigore, però per adesso si è approcciato molto bene. Lunghi è un giocatore che ricorda in qualche modo, manda vibes di Francesco Ruocco, che per chi segue la Torres è ovviamente un nome che accende l'animo. È un pochino più regista, può fare anche la mezzala di costruzione. Lunghi, Ruocco era più freddo, Ruocco segnava sicuramente segna di più attaccante, esatto, però un po' ha quella magia lì, quella polverina lì quando ha la palla tra i piedi, no? Deve imparare, ancora è molto giovane, deve imparare a passarla un po' di più, perché il contropiede sabato a un certo punto ha tentato lo scavino per il portiere, che gliel'ha parata facilissimo. A fianco aveva Diakité, e credo che sia Diakité sia Michele Pazienza l'avrebbero interrato lì, cioè in quel momento gli avrebbero dedicato una lapide sotto la curva nord. E mettersi contro Adama Diakité non è mai una buona idea. Detto questo, poi si è fatto espellere in maniera anche stupida, perché ha preso 2 gialli, l'ultimo con l'ultima palla. È vero che il Pontera sta provando a riattaccare, però la difesa della Torre si era schierata. Fare un fallo in ritardo lì poteva evitarselo, anche perché poi salta la trasferta di Campobasso, non c'è ancora Mastino infortunato e le rotazioni sono poche, perché c'è solo Michele Carboni per sostituirlo, che non è al meglio perché sta recuperando da un problema all'adduttore. Per Michele però questa deve essere l'annata giusta, perché comunque sia Michele Carboni è un giocatore di qualità e lo deve dimostrare. Basta infortuni, basta problematiche, deve prendere mano la Torres, da sassarese qual è, visto che comunque la Torres ha tutta una tradizione di giocatori sassaresi che ci giocano o ci hanno giocato. Nella Torres questo deve essere l'anno di Michele Carboni. Speriamo per Michele, che insomma abbiamo visto crescere davvero con la maglia del Cagliari Primavera, l'abbiamo seguito tanto. Ruocco è sempre a Mantova. Sì, ha le caratteristiche per fare il salto.
Va bene, allora chiudiamo questa L'ultima, pagina. l'ultima, Ah, ecco. l'ultima. Vai, vai, C'è vai. un'altra domanda, ecco qui, Gavino. Secondo voi in caso di promozione il Vanissana dovrà essere adeguato sempre che il comune di Sassari sia d'accordo? Allora, Avete no, lo anche di un stadio- problema del campo da Lo gioco. stadio, però- allora, lo stadio in realtà è stato adeguato, cioè sono stati inseriti i tornelli e cambiate le i torri fari. Quindi in teoria lo stadio, con un numero ridotto ai 6.000 di adesso, sarebbe intorno ai 5.000, potrebbe andare ed essere disponibile anche per la B, quindi quello sì. Ha un terreno di gioco che è molto problematico, ha avuto tanti problemi, siamo solo all'inizio della stagione, ma è già in difficoltà. Non oso immaginare cosa succederà quando arriveranno le piogge forti, perché tanto ormai lo sappiamo, quando inizia a piovere, piove per 2 giorni, però scende come l'acqua di 3 mesi, e quindi sono molto curioso di quello. Tra l'altro la Torres ha iniziato la stagione con 2 partite in casa, non un benissimo per il Vanissana, che avrebbe bisogno, perché c'era un intervento, no, all'erba, al terreno di gioco, avrebbe avuto bisogno di un pochino più di tempo per fare effetto quell'intervento. Chiaro è che il comune ha promesso alla Torres che avrebbe rifatto il campo, inteso proprio come erbetta, terreno di gioco, non l'ha rifatto quest'estate, a rifarlo se ne dovrebbe parlare, quindi ovviamente alla prossima stagione, ma conoscendo i tempi della politica, la Torre si è portata avanti e ha già fatto capire che per fare l'intervento bisogna iniziare il giorno 1 in cui finisce la prossima stagione, Certo. altrimenti la Torres gioco forza dovrà andare a giocare da un'altra parte, che vorrebbe dire per forza andare fuori dalla Sardegna, e sono costi importanti. L'anno scorso la Torres in questa ottica aveva predisposto il campo della Lucchese come terreno di gioco esterno, però fatevi un calcolo di quello che vuol dire come costi e come svantaggi anche per i propri Certo. tifosi. La speranza è che questi interventi poi si facciano. Sicuramente, come ha detto anche Pierluigi Pinna, il Vanissana è un vecchietto e ha bisogno di tanti interventi, perché andare a vedere una partita al Vanissana non è così bello e non è così comodo, al di là della cornice di pubblico, per proprio la struttura. È lo stadio più vecchio al momento in uso in Sardegna, e questo si fa sentire. Sì, se vogliamo la guerra civile possiamo mandarla sia a Sì, Olbia sì. che a Cagliari, insomma, ma mi pare che non siano due scelte lungimiranti, ecco, diciamo così. Poi non è che il Nespoli ultimamente si è messo molto meglio. Tra l'altro, per cui insomma. Va bene, tra l'altro, poi chiudo parentesi su questo discorso strutture, ieri il Pisa è riuscito a ottenere la deroga per poter fare l'esordio in casa in questa nuova Serie A, c'era la possibilità che potesse giocare a Cagliari, è stata, da quello che ci ha detto il collega amico Giuseppe Bo del Tirreno, che insomma è molto esperto delle questioni pisane, una riunione fiume in prefettura a Pisa con praticamente tra una cosa e l'altra quasi 6 ore di discussione. Alla fine il sindaco si è preso la responsabilità, firma la deroga, cioè ha firmato la deroga, e quindi non ci sarà, aggiungo per fortuna, l'esordio casalingo del Pisa a Cagliari, ma succederà all'Arena Garibaldi, come è giusto che sia, È giusto aggiungo così. anche da questo punto di vista. Allora, Robby, iniziamo a parlare di Cagliari. Vai. E apro subito la gazza col tuo pezzo di oggi, sì, se ci riesco ovviamente, perché chiaramente bisogna parlare di questo inizio di campionato, questo debutto in campionato contro la Fiorentina, questo bello 1-1 del Cagliari di Pisacane. Ieri hai scritto idee, identità nel tuo pezzo di analisi. Oggi spazio invece al mercato con Palestra, che sta facendo le visite mediche ora a Villa Stuart a Roma, quindi stasera verosimilmente, salvo problemi, ma che nessuno si augura sicuramente, arriverà a Cagliari, e in più c'è questa nuova ambiziosa, mi viene da dire, idea legata a Stefan Posch, difensore austriaco del Bologna, giocatore di esperienza, giocatore che arriva da un'annata non eccezionale, divisa tra Bologna e Bergamo nell'ultima stagione. Insomma, cerchiamo di fare un po' il quadro su questa nuova situazione. Sì, arriva a Palestra in prestito secco, un giocatore molto interessante, classe 2005, quindi molto giovane, anche se poi a vederlo, come giustamente dicevi anche tu nella chat di reazione, pare che abbia 13 anni, non 20. Però si vede anche dalla foto in realtà del giornale, insomma, che non è esattamente anziano come Luca Di Leonardo, ecco, insomma, potrebbe essere il bisnipote probabilmente di Luca. Potrebbe essere mio figlio. O forse lo è proprio, va bene.
Detto ciò, un giocatore molto duttile che 2 anni fa ha fatto 41 presenze con 3 gol e 3 assist in Serie C con l'Atalanta Under 23, l'anno scorso 9 presenze in campionato, però anche 3 presenze in Champions, che comunque si formano in qualche modo. E duttile per l'esterno del Cagliari, può giocare a destra e a sinistra, serviva un profilo del genere anche perché a livello economico spendi poco. Poi è vero che l'Atalanta non ha aperto a un diritto di riscatto, però dopo questa stagione magari, se non sarà palestra, qualcosa confermi, no? Nel dialogo con l'Atalanta. Io credo che per quello che è il panorama del calcio bergamasco degli ultimi anni, avere un canale diretto con l'Atalanta per una squadra come il Cagliari in questo momento sia molto importante, quindi bene così, bene che continui, no? Il dialogo dopo riscatti di Adoppo e Piccoli, che venga anche palestra, sicuramente è una mossa importante. Bosch, devo essere sincero, adesso ovviamente farà una stagione, viene a Cagliari e fa una stagione Siamo dalla qua per la Cristiano Ronaldo. sincerità. A me non fa impazzire, ok? Però capisco anche che di problematiche sulla destra ce ne siano, perché è andato Zortea proprio al Bologna, poi c'è un giocatore del Bologna, anche se l'ultima parte del campionato scorso l'ha giocata all'Atalanta, giocando 5 partite in campionato, di cui tra l'altro un paio è stato forse il peggiore in campo. Senza E anche contro il Cagliari fece male. Detto questo, è sicuramente un giocatore d'esperienza, sicuramente un giocatore che ha delle qualità, che fece molto bene al Bologna qualche stagione fa, si è un po' perso. Cagliari potrebbe essere la piazza giusta, anche se poi, sai, se Zappa fa la stagione che deve fare, Bosch non è che vede molto campo, però ci sta se comunque si riesce a fare una trattativa economica, potrebbe essere un nome pronto e non la scommessa, anche perché se prendi palestra la scommessa sulle fasce l'hai già giocata. Detto che Bosch può fare anche il centrale, però secondo me Sì, non è lo, più non terzino l'accentre- destro, difesa non lo 4. accentrerei così tanto. Sono d'accordo. Sì, diciamo che se viene Posch probabilmente prende il posto di Zappa come terzino a 4, cioè come Sì. esterno destro a Sì, 4. sì, Manca comunque un centrale, secondo me. Se la domanda Esatto. poi successiva è quella, manca comunque infatti- un centrale. Infatti. Infatti il discorso è quello, cioè è proprio dato dal fatto che Posch potrebbe diventare un'occasione dal punto di vista del mercato, cioè della serie, un giocatore magari anche fuori, in qualche modo fuori parametro, no? Rispetto a quello che erano le tue attese, le tue aspettative. Magari il Bologna, cioè, ha capito che a Bologna la sua carriera, praticamente la sua avventura è finita e si sta guardando un po' intorno. Non a caso, infatti, si parla di lui anche di offerte dalla Bundesliga, e bisognerà capire poi effettivamente se ci sarà anche la volontà del giocatore di restare in Serie A. Però insomma è un giocatore che appunto è più impostato sulla fascia. Il Cagliari sta cercando un giocatore invece più interno, cioè in grado anche di fare il terzino eventualmente o il braccetto, ma quello che cerca il Cagliari in questo momento è soprattutto il vicemina, che è quello che manca in rosa. Ecco, se io devo pensare a un vicemina, difficilmente penso a Posch. Insomma, giusto anche un po' per spiegare un po' il discorso. Leggevo poi tra l'altro un commento di Jeff su Twitch che ci dice: piccola curiosità, ma perché tutte le visite a Villa Stuart? Perché c'è una convenzione tra Cagliari e Villa Stuart molto semplice, c'è proprio un accordo commerciale tra il club rossoblu e la struttura sanitaria romana, e quindi semplicemente li manda tutti lì, soprattutto sì, ma soprattutto quelli che arrivano dalla penisola, perché è chiaro che a volte se un giocatore viene fatto arrivare a Cagliari direttamente, è capitato anche in passato che qualcuno abbia fatto direttamente le visite qui e non a Villa Stuart, però per maggiore comodità insomma il Cagliari utilizza la struttura romana anche per una questione poi di aerei per farli arrivare in Sardegna. Vedo che abbiamo Ivan Paone collegato. Il mitico. Ciao Ivan. Ecco. Ciao, Ivan. buongiorno a te e a tutti quelli che ci ascoltano, spero siano molti. Sono tantissimi, sono aumentati come Ora sempre. ancora di più. Quindi, non Vabbè. lo so. Vorrei C'è stato il ben picco, vedere. Ivan, c'è stato il picco come sei entrato. Il picco Intanto come glicemico stai, sono Ivan? stato. Come stai intanto? Bene, grazie. Sto facendo un po' di scongiuri perché non capisco la domanda.
No, che cosa, No, ok, cosa ok, c'è come da lo capire vedi? come stai? Cioè, di mattina Ok. si dice... Allora, sto bene sia fisicamente che moralmente, se ti può tranquillizzare. Questo non c'era nessun tipo di altro, Vabbè. di altro, Io di altro sono, disegno dietro io, questa. mi dispiace Francesco, guarda, io sono scuola Cellino, scaramanzia e mascherina. Ti vedi. Va bene, allora Ivan, prima di tutto ti chiedo un commento su questo Cagliari, sull'inizio di stagione del Cagliari, su questo 1-1 contro la Fiorentina. Noi tutti abbiamo dato un po' un'indicazione positiva chiaramente in quella che è stata la prima partita di Serie A. Chiedo anche a te ovviamente un commento. Allora, il primo tempo è stato abbastanza soporifero perché la Fiorentina furbescamente ha cercato di attirare fuori il Cagliari e il Cagliari altrettanto furbescamente si è guardato bene da esporre il fianco. Poi la partita si è infiammata nel secondo tempo anche a causa del gol di Mandragora e il Cagliari ha tirato fuori una prestazione molto orgogliosa, quindi la sensazione è sicuramente positiva. Il Cagliari mi pare che abbia buone idee di gioco, abbia la capacità di far male all'avversario con il ritmo, con la vivacità di Luvumbo soprattutto. Resta come punto interrogativo il problema del gol, che è un problema che si è posto nel momento in cui tu hai venduto i due migliori marcatori della passata stagione, Piccoli e Zortea. Resta da capire chi è che farà i gol. Non si può sempre sperare che sia Luperto a tirare fuori le castagne dal fuoco. E quindi questo è un punto di domanda, poi le prossime giornate, ma anche il calciomercato ci daranno probabilmente qualche risposta. Sì, chiaramente ieri è ufficializzata la cessione di Roberto Piccoli, caro Ivan, alla Fiorentina. Piccoli che è mancato probabilmente anche al Cagliari domenica, per quanto però Borrelli abbia offerto una prestazione positiva, non dico a sorpresa, però sicuramente l'impiego è stato una sorpresa, ecco. L'impiego è stata una sorpresa, Borrelli è gran combattente, ha dato una grande mano alla squadra, indubbiamente, perché si è battuto su ogni pallone, ha distribuito anche qualche buon calcione che non fa mai male, è stato anche ammonito. È sicuramente un giocatore di grande struttura fisica, di grande peso, però insomma è un giocatore che in Serie A deve ancora dimostrare di poter fare un buon numero di gol. Il suo curriculum parla chiaro. L'anno scorso in Serie B ha giocato, se non ricordo mai, 36 partite, ha segnato 6 gol, quindi non è il classico goleador. C'è da dire che neanche Piccoli lo era prima di venire a Cagliari. Aveva numeri bassi, poi a Cagliari è cresciuto e ha dato un ottimo contributo. Quindi Borrelli sicuramente però è un acquisto che ci può stare, anche perché non è costato niente, essendo stato svincolato dal Brescia, e quindi deve però dimostrare di dare un buon contributo in zona gol. E quindi il problema della rete poi si dovrà risolvere necessariamente intanto con la crescita di Luvumbo, che è un giocatore brillante, pungente, dà molto fastidio alle difese avversarie, però contro la Fiorentina ha sbagliato 2 gol. È andato 2 volte davanti al portiere, una volta ha tirato così e così, una volta ha proprio ciccato la conclusione. Peccato, perché se migliorasse la sua capacità davanti alla porta avversaria, insomma, potrebbe diventare un giocatore importante anche dal punto di vista delle segnature. E poi qualche gol ce lo aspettiamo dai centrocampisti di inserimento, Foloruscio soprattutto e anche Adò. E io invece ti chiedo, scusa Vai. Fra, sul discorso, perché non abbiamo parlato di Sebastiano Esposito, un giocatore che sicuramente ci sono tante aspettative su di lui. Lo scorso anno ha fatto 8 gol, un giocatore un po' incostante, un giocatore tecnico, un giocatore che può fare la differenza. Come l'hai visto in questa prima gara, calcolando che chiaramente a livello di condizioni fisiche si è visto nettamente un primo tempo ottimo da parte di Sebastiano Esposito, il secondo tempo chiaramente ha fatto più fatica. Con Lentella l'ho visto molto bene, è entrato, ha dato brio alla squadra, veramente molto vivace, tecnico, giocoliere, bravo anche nel inventare il passaggio filtrante. Con la Fiorentina sì, ha accusato indubbiamente poi la fatica, perché un conto è misurarsi
con difensori di Serie B. Un conto è misurarsi con giocatori di Serie A strutturati fisicamente, anche se la Fiorentina è stata molto deludente, e con giocatori però strutturati, forti. È chiaro che la differenza è notevole fra le due categorie. Si è visto tutto, insomma, un po' di difficoltà Esposito l'ha avuto. È un giocatore che sicuramente darà qualcosa di buono al Cagliari, perché è un bel giocatore. Se confermasse gli 8 gol segnati l'anno scorso a Empoli sarebbe un bel risultato. Sì, no, Ivan, sul Corriere il tuo pezzo di oggi è su Gaetano. Hai titolato Gaetano la rinascita con Pisacane, è uno dei giocatori più attesi sicuramente nella piazza rossoblu di questa annata, dopo la scorsa in cui tra problemi fisici e non soltanto sicuramente ha reso meno di quello che tutta la piazza si aspettava da lui. Ecco, ti chiedo un po' anche sia il commento su quella che è stata la gara contro la Fiorentina, l'assist, ricordiamolo, per il colpo di testa di Luperto, ma soprattutto con quello che abbiamo visto fin qui del calcio di Pisacane, cosa può dare a questo Cagliari? Può dare tanto. Il Cagliari ha bisogno di giocatori che incidano nell'area avversaria, perché il resto della squadra ha dato contro la Fiorentina una sensazione di solidità. Mina e Luperto sono due difensori affidabili. L'unica preoccupazione in questo caso c'è la sindrome dell'unghia nera, cioè un piccolissimo infortunio che costringesse uno dei due a non esserci, darebbe molti problemi a Pisacane. Problemi che il DS Angelozzi sta cercando di prevenire acquistando due difensori, infatti, perché altrimenti la coperta è veramente corta. Comunque, insomma, la difesa è ben strutturata, il centrocampo a 3 comprati non brillantissimi in fase di impostazione, però molto attento in fase di contenimento, ha mantenuto la posizione, ha una buona struttura fisica con i due centrocampisti, con le due mezze ali, De Iola e Adopo, molto dinamiche e anche loro strutturati fisicamente. Insomma, il centrocampo dà una sensazione di solidità. Il problema è essere incisivi. Ecco, Gaetano è incisivo. Gaetano ha necessità di giocare nella zona nevralgica del campo sulla tre quarti, quindi è entrato bene, ha fatto l'assist, ha fatto una grande conclusione su cui De Gea ha fatto un ottimo intervento. A mio avviso che Pisacane deve avere il coraggio di varare un 4-3-1-2 dove Gaetano fa il trequartista e gli altri due può essere un centravanti, una seconda punta, nell'eventualità di non scoprirsi troppo anche fuori l'uscio, altrimenti Luvumbo o Esposito a rotazione. Sul mercato invece ti chiedo, Ivan, stiamo vedendo appunto, abbiamo parlato anche prima con Roberto, no, di quelle che sono le piste più calde. Palestra che sta facendo le visite mediche stasera sarà a Cagliari, si cerca un difensore centrale. Il terzo rinforzo chiesto da Pisacane, secondo te sarà un altro difensore o il famoso attaccante magari con l'uscita di qualcuno? Perché la mia idea personale, l'ho detto anche ieri, è che se dovesse arrivare l'attaccante è perché poi alla fine esce qualcuno l'ultimo giorno, l'ultimo o il penultimo giorno. Cioè in questo momento il Cagliari davanti a livello numerico e anche come insomma diverse qualità e caratteristiche mi sembra abbastanza completo, anche se manca ovviamente il centravanti di riferimento, e questo è sotto gli occhi di tutti ed è innegabile. Però secondo te il terzo sarà appunto un attaccante oppure un altro difensore con un altro che va in fascia magari, insomma? Allora, secondo me sarà un attaccante, almeno questo è quello che mi è sembrato di capire dalle parole di Pisacane. In conferenza stampa prima della partita sabato, Pisacane a sorpresa ha introdotto il tema calciomercato che gli allenatori sono sempre molto resti a toccare. Invece lui senza paura, anzi, ha voluto lanciare un messaggio forte alla società, ad Angelozzi, dicendo io ho bisogno di 3 giocatori. Non ha fatto nomi, non ha voluto specificare, però lui ha detto a centrocampo siamo ben muniti. Io poi a microfoni spenti ho cercato di chiedergli, ti ricorderai qualcosa in più, ma anche un po' preso in giro dicendo non sei stata attenta a quello che ho detto io in conferenza stampa. Perché lui, e quindi io cosa ho detto? A centrocampo siamo ben muniti,
in difesa e in attacco no. Quindi due difensori, secondo me lui ha chiesto 2 difensori e un attaccante. Però certo che l'attaccante qua, hai detto tu bene, numericamente il Cagliari è strapieno di attaccanti. Perché aiutatemi a fare il conto. Borrelli, Pavoletti, va bene, Pavoletti diciamo che è un capitano non giocatore, però insomma quando recupera in ogni caso ci puoi contare. Esposito, Luvumbo, Chilixoi. Felici e Vinciguerra. Vinci Guerra, ma Gaetano è un attaccante, è un trequartista. E allora 8. Insomma, 8 attaccanti per un massimo di 3 posti mi sembrano più che sufficienti. Ergo, io ho l'impressione che l'operazione possa essere la cessione di Luvumbo e l'ingresso di un centravanti titolare. Perché acquistare un centravanti non è una questione economica da poco. Quindi è evidente che per acquistare un centravanti titolare dovrà esserci una cessione di un certo rilievo per avere i soldi necessari per fare questa operazione. Sono andato C'è bene. una domanda alla grande. C'è una domanda che voglio fare sia a te che a Roberto, anche a Luca ovviamente, che è quella poi di Massimo, che dice: Borrelli secondo voi può fare il titolare o è stato messo titolare per mandare un messaggio alla società? Andiamo in senso orario, quindi Ivan, Roby e Luca come risposte. Questo senso orario mi sfugge perché io sul mio schermo vi vedo in verticale. E tu non lo vedi, ma noi vediamo il senso orario. Per un attimo ho temuto che avessi detto partiamo dal più anziano, anche No. Sarebbe stato Luca in quel caso. No. Devi sapere, Ivan, wifi. devi sapere, Ivan, che in questa trasmissione, a prescindere da tutto, il più anziano è sempre Luca Di Leonardo. Quindi su questo stai tranquillo, non ti devi sentire minimamente toccato. non anagraficamente, ma di mente. È il più anziano, basta, senza dare troppi dettagli. Restiamo sull'anziano e poi. Allora, quindi, dopo questo cazzeggio mi sono dimenticato la domanda. A proposito di Alzheimer, allora no, la ricordo. Allora, Borrelli titolare in Serie A. Lo spettatore, il telespettatore, cioè, l'ascoltatore è stato malizioso, ma non vorrei ricordare il detto straconosciuto di Andreotti: a parlare male, a pensare male si fa peccato, però devo dire che l'ho pensata anch'io quando ho visto la formazione. Io non credo che Borrelli al momento possa essere il centravanti titolare del Cagliari, lo dico con sincerità. È un giocatore, ripeto, che può essere molto utile perché è un giocatore forte fisicamente, bravo di testa, che entrando a partite in corso, in partite da combattimento, può dare una grande mano, però io credo che il Cagliari abbia bisogno di un giocatore che garantisca, non dico 10 gol, ma almeno 6-8 gol in Serie A. Esposito li ha fatti, però mi sembra, ripeto, più una seconda punta. Quindi adesso vediamo se la società avrà la forza di fare questo sforzo, perché non dobbiamo dimenticare che comunque Giulini ha speso 30 milioni su questo mercato, ne incassa da piccoli altrettanti, però poi deve proteggersi, coprirsi le spalle per le spese che dovrà affrontare il prossimo anno per pagare Foloruncio, eventualmente Chirixui, eccetera. Bene, Roby? Sì, no, secondo me non è titolare, non è un giocatore già pronto per fare titolare in Serie A, Borrelli. Io credo che però non l'abbia neanche scelto per mandare un messaggio alla società, anche perché comunque è un uomo della società, Pisacane fin qui. Poi quando i risultati magari diventeranno più difficili per lui, ogni allenatore e come ogni giocatore penserà a sé. Però al momento no. Anche perché l'ha spiegato, no? In conferenza stampa alla fine della partita, Pisacane ha detto: ho scelto Borrelli anche per una questione tattica, perché lui ci garantiva sempre l'uomo sulla profondità e noi potevamo allargare Foloruncio e avere l'uscita libera con i loro difensori invece occupati a marcare Borrelli, che comunque ha fatto tanto lavoro sporco. È vero che magari ha perso qualche palla, ha avuto quell'occasione e non l'ha sfruttata bene, però in generale ha fatto un'ottima partita. Mi fa strano, senza Piccoli, chi fa il centravanti di questa squadra? Perché è vero che, come diceva giustamente Ivan, il Cagliari ha tantissimi giocatori offensivi, ok, 8 nomi, ne possiamo anche aggiungere qualcuno se consideriamo i centrocampisti offensivi che ha questa rosa, però il centravanti non c'è, perché comunque Esposito è un regista. E mettiamoci in testa che si è visto anche contro la Fiorentina, Esposito è il regista di questo Cagliari.
perché poi il regista, come voi sapete, non è il mediano, ok? Il regista è chi ha il compito di fare il play, di chi fare il gioco della squadra. Esposito ha corso 5 km in un tempo, infatti per il secondo tempo era morto perché è andato a prendere Già palla anche alla fine ovunque. del primo. va Esatto, detto, e è vero che Prati non ha fatto il regista, non ha fatto quello che sarebbe il suo compito naturale, ma ha fatto, come giustamente diceva Ivan all'inizio, quasi un ruolo di diga, di diciamo primo distruttore del gioco della Fiorentina, un ruolo non suo se vogliamo, un compito non suo se vogliamo. Quindi Esposito, se deve rimanere il regista di questo Cagliari, non giocherà da centravanti, ma giocherà dietro, magari con Gaetano quando titolare, magari Foloruncio scalerà e andrà a giocare da mezzala, non lo so, potrebbe essere un'opzione. Però chi gioca davanti Kilixoi può essere che lui sia il falso 9 tra virgolette di questo Cagliari, però al momento mi manca un centravanti che non sia Borrelli o Pavoletti, che non vedo come titolari per 38 giornate. Luke, e poi andiamo a rispondere sulle 1000 domande su che Sì, dire e mille quant'altro. domande, esatto. Vai. Ma sono assolutamente d'accordo sul discorso che Borrelli non sia ancora pronto per essere un titolare in Serie A, lo dicono i numeri. Tanto, ha giocato bene, nel senso che ha fatto tanto lavoro sporco, però un attaccante deve segnare. Al di là del lavoro sporco, che è importante, è ovvio che al lato pratico deve assolutamente avere una garanzia a livello realizzativo. Sulla rosa attuale, ha detto bene Roby, può essere Kilixoi, che l'aveva fatto 2 anni fa, il primo anno al Besiktas tra i professionisti. L'anno scorso con Immobile faceva più magari da supporto, e infatti ha anche diminuito il suo score. In teoria l'unico centravanti di ruolo sarebbe Pavoletti, che però ahimè sappiamo che è infortunato, insomma non può dare delle garanzie, quindi effettivamente potrebbe mancare il vero centravanti. Ma io mi ricordo che il Bari, il famoso Bari in Serie B, utilizzava Esposito e Foloruncio che si alternavano come riferimenti centrali. Questo era il Bari di 3 anni fa. Ma la Chiaramente- domanda è, allora, vai. se posso, Vai. adesso vi vedo in stesso orario, bellissimo. Ah, Ok. abbiamo cambiato tutto. Allora, la domanda è: si può giocare senza un centravanti? Proprio come lo intendiamo noi, il riferimento proprio nel quale la risposta è sì. Però il problema è che poi tutti gli altri devono garantire una certa pericolosità offensiva e un certo Esatto. numero di gol. Perché Kilixoi andrebbe anche bene, un centravanti, un falso 9. Cioè il famoso Cagliari che dalla Serie B andò alla Serie A con Zola, Esposito e Suazo, e il centravanti lo faceva Zola. Vabbè, non era mica un centravanti, però grazie a Dio, ragazzi, aveva Esposito e Suazo, era tanta roba. Lo schema di Rei era tutti dietro, buttate la palla avanti, che ci pensano quei 3 che facevano i cazzi loro. Però insomma, dopodiché Esposito, Suazo ha fatto 20 gol, Esposito ne ha fatto 18, Zola non ne parliamo, e faceva proprio il registro offensivo. Ecco, Pisacane è così bravo da trovare il modo di far andare in gol i centrocampisti e i trequartisti, oppure serve un centravanti che si carichi sulle spalle il peso di fare più gol possibile. Come diceva Guardiola, il centravanti è lo spazio, però poi alla fine anche lui se l'è preso Haaland per fare... Poi quando gli hanno dato Haaland ha detto piaceva. aspetta che lo riempio con questo bello grosso che Esatto. che forse E è dello meglio. spazio piaceva, però sai, forse è meglio avercelo È meglio il averlo. miglior centravanti del mondo. Allora, Comunque quando passaggio ci vediamo, Francesca, ricordami che ti racconto la barzelletta di quello per sicurezza. Lo dice no, perché Guardiola dice le centravanti allo spazio, però per sicurezza prendo Haaland. Quando ci vado te la racconto, perché non si può raccontare in pubblico. E poi c'è la censura e non è il caso. Ci chiudono il canale. Per rispondere Bambini. esatto, per rispondere alle 1000 domande su che dira insomma anche Spendi e via dicendo. Allora, il discorso di che dira al momento, quindi ore 11:01 di mercoledì 26 agosto, non risulta nulla, non risulta niente per quanto riguarda approcci eventuali del Cagliari per l'attaccante del Napoli, che invece è richiesto da diverse altre squadre. Questo è quello che filtra in questo momento, quindi che dirà al momento non è stato cercato, poi magari
come chiudiamo questa diretta, inizierà la trattativa, però fino a ora non c'è niente, anche perché, ripeto, il Cagliari in questo momento si sta concentrando di più sulla difesa, perché è la difesa il vero problema. Comunque, Chiedina, se ti attuale. posso interrompere, Francesco, scorsa Vai. stagione 22 partite e un gol, No, ma è un giocatore che chiaramente, se tu stai cercando il bomber che ti fa 15-20 gol, difficilmente sarà lui, ecco. E poi aggiungo che ha delle caratteristiche che sono ben diverse rispetto a quelle di Piccoli, cioè se tu stai cercando un altro Piccoli non vai probabilmente a Non prendere certo Khedira. Khedira. Va bene, Ivan, ti salutiamo con quest'ultima Già? domanda. Sì, anche perché Mi siamo stavo già... ripartendo, però Allora, Tornerai tornerai a breve, no, guarda. Tornerai la a breve conclusione perché... arriva è una- al momento giusto perché mi si è scaricato il telefono. ecco, allora, perfetto. giusto. Napoli-Cagliari, sabato, cosa ti aspetti? È una partita estremamente complicata, non facciamoci illusioni. Il Napoli mi ha fatto una grande impressione, l'ho guardato naturalmente con molta attenzione, è una squadra fortissima. È una banalità, però anche altre squadre sono molto forti, però ha dato proprio la dimostrazione di essere già pronta per tirare la volata, come l'ha dato più dell'Inter, perché l'Inter ha incontrato un avversario moscissimo, veramente sconclusionato il Torino di ieri, mentre invece il Sassuolo con Napoli si è messo lì, ha battagliato, ha tirato fuori tutte le energie, anche ben messo in campo, e il Napoli ha dato una dimostrazione di forza paurosa. E McTominay è un giocatore pauroso, ha una confidenza col gol che nessuno si sarebbe aspettato. De Bruyne è inutile di parlarne, e poi con quel centrocampo francamente Conte ne ha messi dentro tutti, De Bruyne, Anghissà, ha messo dentro McTominay, Lobotka, che è il miglior regista del campionato italiano e forse d'Europa. Insomma, è una partita dove il Cagliari raccoglierà quello che viene, e sarà importante la prestazione, non il risultato. Grazie Ivan Paone Grazie a del voi. Corriere Grazie dello mille. Sport, oltre che Ciao, nostro Ivan. grande amico. Ivan, ci vediamo in conferenza stampa e poi Se soprattutto proprio devo, va bene. poi ti riaspettiamo in futuro qui Non su è che questi sto schermi. adesso diceva aspettando la quello. conferenza stampa per vederti. Francesco, devo essere sincero. Vabbè, organizziamo un caffè allora, vabbè, per vederci Va bene. prima, va bene? Va In bene. senso orario o Ciao. antiorario, poi quello lo vediamo Ok. al momento, va bene? Grazie a Ivan Paone per essere Ciao, stato Ivan. con noi a Buongiorno 131. Grazie Ivan, a presto. Ciao. Luca Di Leonardo, Ah. è il tuo momento, possiamo dirlo? È il mio momento. Stavi attenzione. aspettando questo momento da ore, da giorni, da Sì, da anni. mesi, Vedendo anche il risultato direi anche meno. Però vero? sì, Vai. assolutamente. Parliamo Allora, di Fantacalcio, di Fanta 131. Esatto. Entriamo in Fanta 131. Introduciamo questa novità. La novità è che ogni martedì mattina Ecco, andremo bravo. a dare i risultati, perché prima avevamo solo il giovedì sera e pareva un po' tardi, perché sappiamo benissimo, il fantallenatore vuol sapere subito il risultato, vuol capire un po' la situazione, il giovedì stai già pensando alla nuova giornata. Quindi da questa settimana daremo il martedì mattina i risultati alla fine della puntata del martedì, ed eccoli qua, questi sono i primi 10 top di giornata. Ha vinto Newstein, che io voglio anche prendere perché sono curioso di vedere la squadra, anche se un po' immagino chi abbia. La Catalana è in a difesa. Resu? No. Io sono 192esimo a questo giro. Ah, beh, sei comunque meglio di me. Grazie a Se sono- Cambiaso. Non so se qualcuno di voi 173esimo. Ecco, non so se qualcuno si vuole aggiungere alla class action contro Cambiaso che sto provando a lanciare, perché ecco, benissimo, perché mi ha rovinato questa giornata grazie al suo 3,5 col rosso. Che posizione sei? 192, grazie. Meglio della mia. Io sono 208 mi pare. Ecco, anche Luca dice, anche Jeff, tutti. Allora, vi mando poi le istruzioni per partecipare, ma ditemi Ho il voi. numero, direttamente il numero di Cambiaso e poi Ecco, non c'è qua. Era a 6,5, è passato in un minuto da 6,5 a 3,5, maledetto. Esatto. Beh, vabbè. Cioè, Anche giustamente direi, dai. Quell'espulsione dai, poteva no. assolutamente evitarla. Vabbè. Infatti è multato.
Ecco. Ma multato Bene, da New noi? Team chi Ho aveva capito. invece? Multato da noi. No, multato da Luca. Ecco. Andato sotto casa, vestito da Capitan Ventosa. Eccolo qua. Esatto. È Capitan Ventosa, bellissimo. Allora, eccola qui. Vabbè, qualche golletto è stato fatto tra Beh, le Baschirotto, prime due, Bastoni, Luperto, Paz, McTominay e doppiette di Turam. Anzi, la difesa mi pare che la becca. Tra l'altro poteva giocare col Può usare il modificatore. modificatore, tra l'altro. Chi aveva in Obert, Pellegrini, Vogliacco, Valukiewicz, Troilo. Ah no, in effetti ecco perché non ha fatto il Ecco modificatore. C'è Però- un motivo se non l'ha c'è- usato. Però ha un centrocampo, niente, vabbè, Nico Paz, inutile dirlo, McTominay, Barella, assist, Loftus-Cheek è andato anche bene, 5,5. Ha lasciato in panchina Thuram. Mauro e Casu ha bisogno, quindi salutiamo Mauro che è arrivato in top 5 forse, se non ricordo male. Grande. Grande Secondo, è Mauro. arrivato No, secondo, secondo. Sì, sì. E anche lui un bel aveva po' di golletti, eh. Luperto, Paz, McTominay, 2 assist Ildiz, David, quindi doppia Juve e Lautaro, vabbè, sì. E gol di assist di Goodmanson, imbattibilità di Meret. In panchina ha lasciato qualcosa? Ramon 7, bello Ramon 7. Tiago Gabriel 6,5, vabbè, no? Sali su, sali. Eh beh sì, con Ramon al posto di uno tra Dumfries e Di Marco era Beh, 97. sì, tutti pensano Sì, di mettere ma- Ramon al posto di infatti, Dumfries e Di Marco. esatto. Ci sta, alla fine perché no? Ci sta. Ma chi è Ramon, tra l'altro? Perché Centrale io conoscevo dell'uomo. Sergio Ramon, però mi sa che non Jacopo. gioca. Gramos. Cugino, è il cugino. C'ha la S finale. Ah, ok. Oppure No. Arezzo ascoltava molto il Ramon da ragazzino, però un altro gruppo. Esatto, Ramons. Non ci ha segnato Ken, lo so Marco, lascia perdere, sono molto Ramon avvelenato con Ken, ma soprattutto perché si è divorato un gol incredibile, ha preso 5, cioè vabbè Vabbè, veramente l'ha una umiliato vergogna. Mina, cioè, Una vergogna. E diciamo che grazie a quello sbaglio poi il Cagliari ha pareggiato, quindi mettiamola Esatto. così, ci può Sì. stare, però anch'io ce l'avevo titolare Ken. Comunque Gianluca Bruno fa ironia su Ramon Vega, ma Luca Di Leonardo giocava a Fantacalcio già quando c'era Ramon Vega e non sto scherzando. Beh, Ecco. scusa, assolutamente. A dimostrare- Ho avuto anche Pascolo in porta, ragazzi. Esatto, beh, è l'anno, quell'anno è lì e quindi scusa. l'anno è quello. Non quindi. avevo Vega, ma avevo Pascolo. Va bene, quindi insomma questa è la dove top ti 10 di manderei giornata. dopo questa cosa, però vabbè. ma direi ragazzi, comunque al netto di tutto punteggi molto alti. Beh, molto alti. Sono stati Sì. tanti bonus, quasi tutti poi, se vogliamo, Luca, i più attesi non hanno quasi deluso. Partiamo da Thuram che si è confermato, c'erano dei Doppietta, dubbi, Thuram, sì, infatti. Lautaro, e Thuram subito l'ha buttata giù. E Nico Paz ha fatto un gran gol, Un grande gol di assist. punizione, esatto, grande assist, McTominay. De Bruyne atteso, sì, ha un sì. po' deluso ovviamente il Milan, anche se Modric ha fatto molto bene, ha fatto a calcio normale 6,5, però ha fatto una bella partita secondo me. Luka Modric, che è la chiamata da giocarsi, no? Se vuoi un po' di fascino, se sei un po' nostalgico come me, un po' romantico, Luka Modric esatto. te lo giochi, esatto, te lo giochi. Poi chiaro, per il resto comunque dai, quelli più attesi secondo me non hanno così deluso. Dispiace per Ciro Immobile perché ci ha puntato 2 mesi di stop. Eh sì, 8 settimane. Salutiamo Quindi- Andrea Antonio Olmeo. Esatto. Ce l'hai Ovviamente Immobile. anche Immobile lo ha chiamato e ha detto guarda non sapevi cosa fare, prendevi a fatta a calcio, Cumurra, e poi ha chiuso. Ma potevi prendere un altro, potevi prendere Dallinga tipo, no, invece ha preso Immobile. Il nostro PRLC84 ha lasciato un po' Prico. di bonus in panca. Vabbè, sono comunque 27. Prico è grande Qual è la attaccante della squadra? Romania degli anni 90. Qual è la tua squadra? Come si chiama? Perché bisogna capire anche come hai messo. 27esimo, tanti gol in panchina. Ma poi Se posso 27esimo dire... basta vedere la classifica, lo capisci così chi è. Ti ha dato un indizio abbastanza no, preciso. sì, però devo togliere tutto. Vabbè. Chiaramente Diciamo il che non lo sito- sai fare, dai. Porrulandia, dai, guarda, te l'ha scritto Porrulandia. Eccola qua. Eccola qua. Anche Non Luca è un possiamo- altro delle vittime di Immobile. Ragazzi, però Immobile... Ragazzi, voi dovete sempre chiedere a Olmeo che ha preso. Esatto. Ricordate, Lei nel caso poi quando fate prende- al Fantaccio 31 fate uno squillo a Gollega e poi lui vi dice io ho preso Immobile, ho preso Gimenez del Milan che ha fatto schifo, insomma tutta questa gente qua e voi non la prendete. Esatto. Luca, 2 domande te le fa. Queste sono 2 domande totalmente interessate perché è sulla mia rosa. Kristovic Vai. lo terresti all'Atalanta visto che Scamacca ha esordito con gol?
O magari lo dai e ti prendi milioni. Per prendere chi poi? Se riesci a prendere dipende, Oilund qualora cosa- dovesse arrivare... Magari sta arrivando qualcuno e prendi qualcuno. Eh sì, arriva qualcuno. Però... Kristovic- Oppure secondo te Kristovic alla fine le presenze le fa e magari un po' di golletti li spara? Allora, la mia paura è Scamacca a livello fisico. Questa è la mia paura. È uno di quei giocatori circoletto rosso. Ma anche detto che nell'Atalanta giocano praticamente 814 giocatori in attacco. Però là quindi- davanti, adesso stanno andando anche Touré, quindi ho Scamacca e Kristovic, poi là dietro De Cater, Maldini, Samarzic, Brescianini, Sulemana, K, Kevin, quindi insomma ne hanno tanti. Allora ti dico, lo darei se con quei soldi riuscissi a prendere un buon attaccante in arrivo. Allora sì, chi però? altrimenti bisogna vedere chi arriva negli ultimi giorni. Quanti Cioè, anche- Arden a me non accende, te lo dico. No, per Arden mi tengo Kristovic. Io parlo di Oilund qualora andasse al Napoli, magari la punta che potrebbe far la Roma. Poi io sono sempre curioso di capire come si muoverà anche Vlahovic. Non so se l'avete preso. No, Vedi. purtroppo perché comunque ci poteva vedi. stare, però boh, non sai mai, perché comunque la Juve secondo te lo vuole dare a una diretta concorrente in Italia? Ma No, però meglio- tanto meglio il non lo mercato lo fai a fine mercato, appunto. Giusto? Sì, no, Quindi ok, c'era già però chiuso. sai, non saprei, boh, non l'ho preso per quello, capito? Però se rimanesse alla Juve, io un pensierino lo farei. E se arriva Colomani o arriva qualcun altro? Vediamo. Io non C'hanno lo già so. Rispondiamo Davide un che ha paio subito di segnato. domandine, che dite? No, Vai, aspetta, vai, ne ho vai. un'altra per Luca. Vai. Jimenez farà così schifo? Mamma mia, io l'anno scorso si dice in Sardegna ho scramentato male con Gimenez. Quindi sono stato lontanissimo dal Milan. Magari 10 gol li fa. Però tu ti aspetti, l'hai pagato per 10 gol o per 15 o per 20? Beh, La 10 domanda è gol ci quella. può anche stare. Allora ci può stare, anche perché comunque riapre al mezzogiorno il mercato. Notizia. Massimo, l'anno Poi no, scorso io volevo chi- dire che sta vinto? grandinando bonus all'Aston Villa Speciosa. grande Matteo Tidili, Aston Villa Mitico Speciosa, Matteo. non male. E Massimo ci chiede chi ha vinto, quanto aveva di Fantamedia giornata che ha vinto l'anno scorso, 76,4 ci dice il nostro uomo meme, che ha Mitico. fatto sempre le grafiche, quindi ha tenuto la media di tutte le varie cose. Luca dice: considerate un attaccante al posto di Immobile o Lautaro, Piccoli, Zola ed Esposito. David Ce è la fa. titolare. David è titolare. fa. o David, insomma David, che dir si voglia. Lui. Davide. Esatto. No, più che altro mi Davide pare che ci sia David. una discrepanza di 10 milioni circa tra David e c'era almeno, non so oggi, forse addirittura di più in questo Vediamo un momento. Perché Immobile A era favore di 19, Davide, David era di David? 27, sì, 27 o 28, non ricordo perché ce l'ho io David, quindi è un calcolo che avevo fatto. C'è una decina di milioni, quindi nel caso o te li sei conservati da prima O qualcosa oppure devi dovrei vendere. cedere qualcun altro per forza. E Angelo che dice: il mio obiettivo a Fanta 139 è stracciare Zizzolone, è non è che l'obiettivo ci voglia di molto, tutti, è l'obiettivo minimo Dizola di ormai tutti. faceva finta di essere esperto del fantacalcio, ma negli ultimi anni ha fatto puzza clamorosa, come giusto che faccia. David giusto. è a 28. Ecco, vedi, mi Quindi. ricordavo. Quindi sono Immobile 9 19. Esatto. Gianluca dice: vale la pena resistere con Lucca sperando in una plusvalenza da qui a 3 mesi? Se sei coperto sì, anche perché le partite le giocherà e qualche gol lo farà. E mettilo col Al Cagliari. Napoli qualcuno lo prende, ragazzi. Io ho Sì, sempre sì, un questa carta attaccante, Jimenez sì. da lanciare per prendere uno del Napoli. Il Napoli uno lo prende. Se non si era capito, cioè, sì. Vagamente così, cioè non era molto. Ma uno dice, ma Jimenez che gioca con la Cremonese, non c'ha nessun altro. Ma vorrai fare un gol alla Cremonese? Almeno uno, Aveva niente. Aveva fatto un bel gol, tra l'altro. Sì, ma era Aveva fuori anche fatto gioco. un bel gol, però era Era fuori fuori gioco. gioco, ho capito, Peccato. ma- Cosa ne pensate bene. di Giovane? Sembra un ottimo prospetto per il Fanta. Intanto è il nostro idolo assoluto, Assoluto. perché ce l'abbiamo tutti e tre, Tutti. preso a uno. E, insomma, diventerà la prossima plusvalenza assicurata. Esatto. A meno che non inizi a segnare 10 gol a partita, allora lo E a quel teniamo. punto bisogna Però- tenerselo. però no, noi pensiamo molto bene da subito, anche con Luca.
Robby l'ha scoperto oggi chi è giovane, pensa un po'. Cioè, Però ce l'avevo in rosa, eh. Però ce l'aveva perché era uno e giustamente perché gli piaceva ci sta. il nome, capito? Il Sto nome, giovane, giovane. era Esatto. È sempre questa ricerca del giovane, ormai fa moda. Esatto. No, è la ricerca esatto. di un titolare a uno, e allora è il giovane, viene informazione. È il giovane, esatto, viene così. Allora, Mauro chiede, Luca Di Leonardo, i 6 milioni quando vengono accreditati? Dalla prossima settimana, mercato chiuso. Esatto, quindi prossima finestra, che il mercato chiuso, detto così, è... Dal 2 settembre fino al 14 12. settembre. Ah, dove? Perché quando si chiude il 12, mercato non inizia il 13, ufficiale... Aspetta, fammi vedere perché io con le date ho un po' di problemi. Allora, quando si chiude il mercato ufficiale... allora, il mercato quindi- si chiude il 1 settembre alle ore 20, quindi Esatto. dal Il 2 di fantamercato, settembre. ecco, diciamo così, Fantamercato aprirà il 2 settembre, proprio dopo una puntata di Buongiorno 131, sino al 18 settembre. Come 18? Il 12? No, 12, scusa, 11 settembre, perdonami. Perché ci dovrebbe 11? essere potrebbe esserci l'anticipo il 12. Quindi è meglio farlo un giorno prima. No, ma Altrimenti le poi partite ci- sono già sono già state decise. segnate, sono già Ma decise, qua- quindi non c'è Gioca il anticipo. Cagliari Sì, il 13. è la terza, il Cagliari contro il Parma Cagliari è la Parma. prima giornata. E quando gioca? esatto, Venerdì? Non gioca venerdì? No, gioca sabato alle 15. Perché vuoi spezzettare una roba già spezzettata? Cioè, Ok, allora, venerdì 12 Amante di alle gulasch, ore per 21. quello, No, capito? no, ero convinto ci fosse l'anticipo al venerdì. ti Fine. ricordi dove Allora, abiti? quindi... Allora, ragazzi, diciamo- se voi trovate Luca Di Leonardo magari in Marina, Dategli una mano. a casa, ok? Esatto. Accompagnatevi, prego, chiamate a casa, altrimenti Nel- si nel- trovano nel un braccio. braccio. chiudete il cancello. Nel braccio nel dubbio. all'indirizzo, riconsegnatelo alla moglie. Quindi diamo una risposta definitiva. Allora, apre il 2 settembre e chiude il 12 settembre. 10 Oh. giorni di mercato puro. A me Benissimo, piace quindi quando questa le cose sarà... sono chiare. Esatto. Eh, Sarà la finestra di riparazione in cui chi si è iscritto entro sabato mattina avrà i famosi 6 milioni di bonus per ulteriori contrattazioni. Che Ok? avranno anche gli abbonati che sono iscritti Che dopo. avranno anche gli ricordiamo. abbonati, Quindi avete esatto. tempo di abbonarvi e prendervi sti 6 milioncini. Esatto, ok? Quindi Fatelo. questo è anche per dare una risposta definitiva e per provare a fare chiarezza. Va bene, altre cose sono da far vedere, Luca? O avevamo solo quella grafica? No, abbiamo Del solo quella grafica. perché Sì, siamo sì. alla prima giornata, quindi Ah, non... sì. I consigliati non si tanto li può. facciamo giovedì. Esatto. Luca, Sei il crediti giocatore, più IVA. Gioca- Sei crediti più IVA. il giocatore del Cagliari che in assoluto consiglieresti al Fantacalcio? Quest'anno? Uno per ruolo, vai. A parte Caprile, ovviamente. No, beh, io Folorunso in primis, in assoluto. Sì. Farà una stagione da 0 gol. Che vai, poi vai. Guarda che stava già segnando alla prima, L'ho Attenzione. visto. Stava però. Vabbè, Gosses poi? in difesa più Luperto, ma questo l'avevo già detto rispetto a Mina. E secondo te non sarà il rigorista di questa squadra? Quindi? Mi auguro di no. Io mi auguro che possa essere Esposito, visto che comunque Pisacca ne aveva detto è tra i rigoristi, prima c'è Piccoli non c'è più, quindi magari sale Esposito. Però io andrei comunque con Luperto, assolutamente. Sì. E Centrocampo davanti- quindi Foloruncio e davanti? Davanti Tosta, Sebe Esposito. Sembra Esposito. Sì, Però sì, non sì. ti Perché costa pare che poco. rispetto ad Empoli giochi molto più lontano dalla porta? Può essere sì, però anche è vero che all'Empoli ha fatto un ottimo girone di andata e al ritorno è scomparso, quindi io mi auguro che sia un po' più costante. Al ritorno ha fatto un gol. 3 mesi che non vedeva a porta. Sì, vabbè, va anche detto che Sì, l'Empoli, è stato l'Empoli non 5 vinceva mesi la partita da vincere. dicembre. Cioè, vabbè, ho capito, Quindi, certo, però ha fatto un gol. Al fantacalcio tu puoi dire quello che vuoi, alla fine ha fatto più 3. Quindi io se Cioè, devo, come devo dare cinico, 3 come nomi, cinico. sono È proprio vecchio, cinico come sono persona. vecchio, quindi Ah, ok, certe cose ormai. le sento proprio. Ok, Capito? ok. Va bene, bravo, mi Va bene. Ti ho Ragazzi, convinto? allora, Promosso? Sì, sì, Sei tranne convinto? Foloruncio. Il Sema. Io vi prendo Gaetano a centrocampo. Va bene. Quanto costa Gaetano? 7, 8, 9? 6, Vediamo. Aspetta. mi sembra. Costava 6 prima di questo assist, mi sa. Perché ce l'ho. Ma forse non li ha. Quantità attuale è 9. No, già aumentato a 9. Era 6 prima. Boh, mi sa, o 6 o 7. Forse ha preso 1. Non c'è scritto se le hanno aumentato, guarda.
Però Gaetano ci sta alla fine, gioca a trequartista e centrocampista. Ha lo stesso valore di Folorunsho, identico. Chi fa più bonus? Questa è una bella domanda. Speriamo Non è che che- se... Allora, Massimo, per avere il bonus bisognava iscriversi entro sabato mattina alle 11. Abbiamo fatto cartelloni, abbiamo detto in 1000 modi possibili. Quindi poi tu sei stato iscritto sabato pomeriggio, ma quindi dopo di fatto la tempistica. Però se ti abboni, tanto costa €1 al mese. quindi non è che- 0,99. Per pagare Lo fai un a caffè voi. al mese a Luca Di Leonardo, Che fondamentalmente. non beve Diciamo, caffè. però Che ricordiamo non anche beve i caffè. vantaggi, oltre ai 6 milioni che hai da abbonato, Lucone. Il vantaggio è che chiaramente c'è un canale Telegram dedicato dove... Gestito da Luca. Gestito da me, ok. Questo lo so adesso, è che è gestito solo da me, però ci sta. Dove chiaramente ci sono già... Io ho silenziato 13 dal giorno tre- 1, non hai Esatto. capito. 13 abbonati, perché stamattina sono arrivati altri 2, quindi state aumentando e questo è bellissimo, e avete la possibilità ovviamente di chiedere sempre i consigli al di là di Fanta 131, tutto quello che riguarda ovviamente il fantacalcio e tutto quello che può riguardare la Serie A. Da questo punto di vista supporto massimo, e comunque supportate un progetto che sta cercando di aumentare i suoi adepti anno dopo anno. Che detto così, adepti, è sempre abbastanza... Adepti? Sì, no. Vabbè. Va bene, Faremo ragazzi, le chiudiamo. cene nudi con le tuniche a fine Sì. anno. Vedi, Gaetano di 1 e Luperto di Esatto. 2. Bravo Gianluca. Bene, vedi? grazie Allora, Gianluca, sono già che- belli attivi. che ci ha specificato. Va bene, ragazzi, Gianluca mi sta un po' chiudiamo questa... antipatico. Vabbè. Vero, immaginavo. A naso. Immaginavo. Chiudiamo questa seconda puntata settimanale di Buongiorno 131. Siamo divertiti anche oggi. Quindi appuntamento a domani, come sempre, alle 10 su questi schermi. Non sappiamo ancora di che cosa parleremo, ma sicuramente ci sarà Di qualcosa. tanto Di di qualcosa cui parleremo. parlare. Esatto, quindi tanto non abbiamo difficoltà a chiacchierare, come vedete. Grazie perché continuate a seguirci sia in diretta che in replica, anche su Spotify, i numeri crescono e insomma davvero ci fa piacere tutto questo. Quindi grazie Roby, ci vediamo in questi Ciao, giorni. ragazzi, ci vediamo presto. Grande Lucone. Robby. Ciao Fra, e salutiamo chiaramente anche le nostre amiche aziende che ci supportano quotidianamente. Come sempre, sempre. assolutamente sì. Buona giornata a tutti, a domani e sigla. Sigla! La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131.
Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.